Perfetto, sì. Ma buonasera a tutti. Ma io ho fatto di tutto, per dire la verità, per avere con noi il professor Brusaferro. Insomma, abbiamo un'esperienza entrambi di vita nella sanità pubblica, nella prevenzione, e poi lui ovviamente da locale ha assunto anche ruoli, insomma, molto importanti, però mi interessava su questo tema ragionare un po' con lui su tre argomenti. Allora, il primo riguarda l'aspettativa di vita. Allora, se voi vedete nella slide che è proiettata, c'è il numero di nascite dal 1861, ma insomma lasciamo stare, eh, a parte i picchi in discesa durante i due conflitti mondiali, però se voi vedete nel corso degli anni 80-90 noi avevamo 1 milione di nuovi nati. Negli anni 60. Nell'anno 80 noi ne abbiamo avuti 500.000, quindi sono dimezzati. Oggi siamo a meno di 400.000 nati all'anno. Allora, questo cosa vuol dire? Se andiamo avanti, ecco, questa è la piramide della vita. Allora, se voi vedete la parte, è una piramide, si chiama così perché non sarebbe, dovrebbe essere una piramide come questa, che è quella della Nigeria, dove voi vedete la parte bassa che sono le età più basse della popolazione e poi man mano che si sale nell'età si apre. Quindi questa è una vera piramide. Da noi invece cosa succede? Succede che abbiamo una forma che io direi a botte, no? Cioè nel senso che i nuovi nati sono pochi, mentre si accumulano invece le età un po' più avanzate, soprattutto le parti anche anziana, vedete che è abbastanza nutrita. Allora, questo cosa vuol dire? Che l'aspettativa di vita da noi è aumentata. Allora, i dati Istat del 2006 ci dicono che, del 2013, scusate, ci dicono che 2023 ci dicono che l'età media è di 83 anni, un po' di più per le donne 85, un po' di meno per gli uomini 81. 50 anni fa, nel 74, l'età media era di 70 anni per gli uomini e 75 per le donne, quindi abbiamo guadagnato circa 10 anni di vita in questi 50 anni. Allora, noi potremmo dire che questo testimonia anche un progresso nella salute pubblica, però di fatto ci mette anche un po' in crisi sulla tenuta di questo sistema sanitario. Nei prossimi decenni vedremo che siccome il servizio sanitario è finanziato dalla fiscalità generale, voi capite che problema di tenuta ci sia. Quello che per noi interessa è soprattutto vedere di questi anni guadagnati quanti sono guadagnati in buona salute. Allora, come si misura più o meno? Si possono avere diversi tipi di parametri. Può essere il fatto delle malattie croniche, può essere la salute percepita, ma può essere anche quella limitazione nelle attività quotidiane nostre, che vuol dire non solo mangiare, vestirsi, andare in bagno, ma vuol dire anche preparare il cibo, andare a fare la spesa, assumere le medicine. Allora, l'Unione Europea di solito ha utilizzato questo ultimo parametro, quello della limitazione nelle attività quotidiane. Quindi degli anni che abbiamo guadagnato circa 20 in questi ultimi anni vuol dire che per esempio una donna che oggi a 65 anni ha un'aspettativa fino a 85, quanti di questi li passerà in buona salute? Circa 10. Allora, lo scopo probabilmente della prevenzione è quello di riuscire a mantenere o migliorare, diciamo, la salute della popolazione affinché si guadagni sempre di più gli anni di vita in buona salute. Allora, la prima domanda che volevo fare a Silvio è questo. Che cosa si può mettere in pratica come azioni della collettività sapendo che, come tu sostieni, il termine inglese public health è stato tradotto male, tra virgolette,
in sanità pubblica, mentre dovrebbe essere salute pubblica, perché altrimenti restringiamo il campo d'azione solo alla parte sanitaria. Bene, vedevo prendere. Ah no, abbiamo il microfono. Intanto buonasera a tutti, grazie agli organizzatori per questo invito e per questo momento così di condivisione e di riflessione sulla sanità pubblica. Un saluto all'autorità, al sindaco e alle altre autorità presenti. E come diceva insomma, il dottor Brianti, noi ci conosciamo da un po' di anni, diciamo, abbiamo iniziato la carriera quasi assieme, diciamo, questa professione di sanità pubblica. E io credo che il tema di cui oggi stiamo parlando è un tema che ha determinato tante cose. Prima di tutto dovremmo guardare anche i successi, no? Tu giustamente prima hai parlato di come la vita media si è allungata. Io credo che su questo dobbiamo essere ancora più evidenti, nel senso che ai primi del Novecento la vita media era intorno ai 40-45 anni, in Europa e anche in Italia. Oggi la vita media supera gli 80 e tende ancora a crescere. Quello che è avvenuto sostanzialmente nello scorso secolo è avvenuto un qualcosa di straordinario che non è mai avvenuto nella storia dell'uomo ed è stato a livello globale, anche in Italia ma anche a livello globale, il raddoppiamento della vita media. Cioè nella storia dell'uomo non c'è mai stata un'epoca storica in cui mediamente l'età media sia raddoppiata quasi in meno di 100 anni. Questo è un grande successo dal punto di vista, un grande successo che è dovuto a molteplici fattori, è dovuto ai fattori come a una, diciamo, riduzione della povertà, a un aumento dell'istruzione, in particolare delle donne, e anche a un aumento della scienza, delle conoscenze scientifiche. Per dare un'idea, semplicemente solo come un esempio, citando le normative che abbiamo, siamo arrivati recentemente a fare una norma, che è la cosiddetta legge dell'oblio dal punto di vista oncologico, perché abbiamo delle persone che, pur avendo avuto una patologia oncologica, dopo aver superato l'intervento, la terapia, sono arrivate, sono nel follow-up, diciamo così, ma hanno alla fine di tutto questo ciclo, hanno un'aspettativa di vita che è analoga a quella di chi non ha avuto il cancro. E quindi sostanzialmente oggi parliamo di pazienti, tra virgolette, guariti dal cancro, che comunque hanno un'aspettativa di vita che è esattamente sovrapponibile allo stesso tipo, alla stessa persona che non abbia avuto il cancro. Ecco, questo è un grande successo, sono dei grandi successi che ci portano ovviamente a vivere più a lungo. I fattori però che noi sappiamo oggi caratterizzare molto, accanto a questo ci sono altri, gli antibiotici, che hanno in qualche modo sconfitto diciamo, certe patologie, ma oggi con l'antibiotico resistenza è un nuovo fenomeno. L'altro tema sono in qualche modo la capacità delle vaccinazioni di ridurre determinate patologie, pensiamo al vaiolo, che oggi è un tema che non conosciamo, è riemerso come la monkeypox se volete, ma sostanzialmente oggi quel tipo di patologia non c'è, così come la poliomielite è estremamente purtroppo limitata a quelle zone di guerra e di instabilità che portano ovviamente, fanno sì che circolino ancora questo tipo di patologie, perché sono luoghi dove non si riesce a avere neanche la contezza dei presenti, manca completamente l'infrastruttura sociale per questa cosa. Ora, da questo punto di vista allora abbiamo dei sistemi che ci aumentano molto la vita media e questo ovviamente è un dato estremamente positivo. Dall'altra parte abbiamo un sistema che ovviamente porta a una denatalità, cioè un sistema globale che porta alla denatalità, quasi tutti i continenti sono in decrescita, a parte l'Africa, anche l'Asia è stabile come crescita, l'Europa è in fortissimo calo, l'Italia è in fortissimo calo, dentro l'Italia alcune regioni come la Sardegna, anche la nostra regione, sono nella parte ancora più bassa della decrescita dal punto di vista della nascita. Dicevi che cosa determina questo? Il primo studio interessante che vale la pena forse leggere, chi di voi ha tempo, è un rapporto sull'equità sostanzialmente in Italia e mostra che se prendiamo il 40% diciamo più ricco e il 40% più ricco del paese, quello più povero del paese, vediamo sostanzialmente le differenze di salute a cosa sono date. La prima differenza non è legata ai servizi, non è dovuta a questo tema di equità,
ma questo tema di equità è dovuto fondamentalmente al primo fattore, è la povertà. Il secondo fattore è la sicurezza sociale. Poi arriva anche la sanità, ma la sanità non è il fattore più importante, perché in realtà i fenomeni che determinano enormemente in qualche modo la probabilità di ammalarsi, o anche nel momento in cui ci si ammala, o i fattori di rischio che determinano la malattia, sono questi fenomeni che abbiamo detto, sono fondamentalmente povertà, sicurezza sociale e istruzione, che sono ancora i grandi fattori determinanti a livello globale. E quindi se dobbiamo immaginare e costruire una società dove vivremo più a lungo e vivremo più a lungo anche in buona salute, i primi fattori su cui lavorare certamente sono le modalità con cui costruiamo il nostro vivere insieme. E quindi il tema della sicurezza sociale, il tema dell'istruzione, il tema della povertà. Per darvi un'idea, oggi abbiamo i dati ISTAT sulla povertà, ci dicono che in Italia abbiamo un numero elevato di persone povere, ma abbiamo soprattutto delle persone povere che sono presenti tra la fascia più giovane della popolazione. La stima che fa Istat in questo periodo è che circa 1.350.000 under 18 sono sotto la soglia della povertà assoluta. Tenete presente che gli under 18 in Italia non raggiungono i 10 milioni per il problema della natalità di cui dicevamo. Chiaramente c'è una distribuzione diversa tra regioni diverse, però è chiaro che questo è un elemento molto importante perché povertà materiale molto forte nelle fasce di età più giovani vuol dire che quando queste fasce di età arriveranno alla maturità avranno problemi di salute e quindi invece di essere la massima fascia produttiva, la massima fulgore delle proprie risorse, saranno persone che avranno delle fragilità, avranno delle invalidità, avranno delle situazioni. Quindi investire appunto sui giovani e su questa cosa diventa un aspetto estremamente importante. Non sono soltanto, uno può pensare, beh, ma sono soltanto immigrati, no, sono italiani anche, la maggioranza sono italiani, sono anche quote di figure che vengono da altri paesi, ma la maggioranza, i dati ISTAT ci dicono che sono italiani. L'altro tema, vogliamo, è la cultura. Noi abbiamo purtroppo un paese dove abbiamo, per dire in maniera molto positiva, ampi margini di miglioramento. I dati del PIAC, che è uno studio dell'OCSE sostanzialmente, del 2019, i prossimi usciranno entro questo mese, ci dicono che sostanzialmente il 30% degli italiani di fronte a un testo lo sa leggere e comprendere, così come il 30% degli italiani raggiunge la sufficienza nel saper fare di conto. Voi dite, questo probabilmente risente dell'età media? In parte sì, però se guardiamo i dati degli studi invalsi, che sono i test che vengono fatti fondamentalmente annualmente nelle scuole dell'obbligo, nelle scuole medie e superiori, ci dicono per esempio che nei diplomati 1 su 2, parliamo del 56%, sostanzialmente raggiunge la sufficienza in quello che noi chiamiamo literacy, ovvero sia capacità di lettura e comprensione di un testo, e il 53-54% raggiunge la sufficienza nella numeracy, cioè saper fare di conto. Parliamo di ragazzini che escono alle scuole medie superiori, sostanzialmente 17-18 anni, con differenze diverse a seconda delle scuole, con differenze diverse tra regioni, ma il dato fondamentalmente è quello, il che vuol dire che se vogliamo migliorare la salute dobbiamo migliorare fondamentalmente, uno, la capacità, l'istruzione, sostanzialmente data in maniera molto intesa non soltanto come livello di istruzione raggiunto, ma come capacità di leggere, comprendere, di farvi conto, e dobbiamo ovviamente andare a colmare questi gap che riguardano per esempio la povertà. Vi faccio un esempio concreto che non è totalmente legato alla povertà materiale, ma per darvi un'idea, oggi in Italia i dati dell'Istituto Superiore di Sanità ci dicono che praticamente un ragazzino su 2 tra gli 11 e i 17 anni non fa colazione, va a scuola senza aver fatto colazione. Quindi vuol dire che provate a immaginare un ragazzino che fa cena alle 7, 7 e mezza di sera, alle 8, poi dipende dall'età, dipende dalla zona, no? Nel sud si cena un po' più tardi, ma sostanzialmente di questo tipo, provate a immaginare alle 8 di mattina va a scuola, fa fatica ad avere attenzione non perché abbia delle limitazioni particolari, semplicemente perché è ipoglicemico, non mangia da più di 12 ore. Okay? Qualche volta poi magari fa la merenda però magari prende quello che noi chiamiamo, no? Cibo povero, tra virgolette, le patatine e le altre cose che sicuramente non migliorano la sua performance. E quindi il tema è ricostruire anche cose molto semplici come queste, sono elementi estremamente importanti. L'altra cosa, se volete ancora
che insomma si può immaginare è che noi abbiamo, per esempio, mi riferisco molto ai giovani in questo momento, per guardare dove possiamo effettivamente guadagnare in prospettiva, abbiamo dei trend molto significativi di crescita dell'obesità o del sovrappeso. E noi sappiamo che questo è un altro fattore estremamente importante dal punto di vista della qualità della vita, perché è predittore di patologie dal diabete ad altre situazioni che porteranno ovviamente e questo è legato a come mangiamo e al movimento che facciamo, quindi a come organizziamo la nostra vita. Ora, in realtà, se vogliamo, per rispondere, no, come possiamo affrontare questo, è certamente la modalità con cui noi organizziamo. E sono due i grandi determinanti dei nostri comportamenti. Uno sono l'ambiente dove viviamo, per esempio l'attività fisica. Tendenzialmente noi pensiamo che dobbiamo andare in palestra, fare pesi o cose del genere. In realtà l'attività fisica è fare 30, 40, almeno 40 minuti di camminata. Uno può decidere che fa le scale, uno può decidere che va a fare la spesa, uno che va a scuola a piedi. Cioè, non deve necessariamente andare in palestra o giocare in qualche squadra competitiva. È proprio muoversi, no? Anche giocare, una volta si giocava, diciamo, nei cortili. Quell'attività fisica normale quindi come costruiamo le nostre centri, anche i nostri centri urbani, abbiamo le piste ciclabili, possiamo camminare per andare a scuola a piedi, possiamo passare nelle zone, non è il caso di San Daniele, ma nelle grandi città è un tema, sono sicuri i marciapiedi dove possiamo camminare per andare a lavorare e altre cose, quello determina l'attitudine nostra a camminare di più o meno, così come anche la modalità con cui le tipologie di cibo che tendiamo ad assumere, che qualche volta possono essere più o meno accessibili, perché per esempio noi diciamo no, frutta e verdura, certo chi ha l'orto, chi magari ha un po' di campagna, questo può risolverlo, ma chi vive in città per esempio sono diciamo tipi di cibo che non sono necessariamente i più economici, quindi possono rappresentare anche un certo ostacolo a chi può avere difficoltà economiche. Quindi costruire questi sistemi fa in modo il verde, le modalità con cui lavoriamo, il contesto di lavoro, l'inquinamento, la possibilità di camminare, l'attività fisica sono elementi importanti. L'altro elemento importante sono le nostre scelte. Noi sappiamo che oggi le nostre scelte determinano in maniera significativa la nostra salute, sia con le abitudini voluttuarie, pensiamo il fumare piuttosto che l'eccesso di alcol, piuttosto che determinate abitudini sessuali, nel senso che non protette o altre cose, sono tutti elementi che possono, oppure non fare determinati screening o altre cose, sono comportamenti che ci penalizzano, tra virgolette, individualmente. In alcuni casi i nostri comportamenti poi determinano anche il comportamento della comunità, perché noi siamo esseri sociali, quindi il nostro vivere insieme all'interno di una comunità determina sostanzialmente la salute della comunità, e la salute della comunità determina la nostra salute, perché le abitudini della comunità in qualche modo ci influenzano. Ecco, questa doppia valenza è estremamente importante. E d'altra parte è altrettanto importante, fin da giovani, vivere, no? Creare le emozioni, creare reti, perché noi sappiamo che le persone più isolate sono quelle che vivono meno a lungo e hanno una qualità della vita più bassa. E quindi la scommessa nel creare i nostri sistemi sociali, quindi garantire una vita lunga, ma anche con una qualità della vita elevata il più a lungo possibile, ha a che fare con le reti sociali, con la nostra capacità di essere connessi. E questo riguarda, diciamo, fin da bambini, da ragazzini, ma per arrivare fino agli adulti, fino agli anziani. Oggi, per fare un esempio molto concreto, una persona anziana che venga ricoverata in una medicina, in un ospedale, difficilmente può venire dimessa a casa se non ha una rete di supporto. Se non c'è questa rete di supporto dovrà appoggiarsi ovviamente a qualche struttura più residenziale, insomma, no? Però l'ideale è che possa rientrare nel suo contesto sociale. L'essere inserita ed avere una rete relazionale nel proprio contesto di vita è la garanzia per fare. Allora, ancora una volta torniamo, come progettiamo il nostro vivere come persone, con le nostre scelte individuali, e come progettiamo il nostro vivere dentro una comunità, determina in qualche modo la nostra salute. Quindi in realtà, ancora una volta, noi siamo protagonisti della nostra salute, e questa è un po' un'evoluzione anche che c'è stata e ci sarà sostanzialmente sul concetto di salute. Vuol dire in qualche modo parlare di modalità con cui vogliamo costruire il nostro vivere assieme. Quello determinerà la nostra salute. Bene.
Il secondo argomento che volevo affrontare con te era quello delle malattie croniche, perché la presa in carico e la gestione della malattia cronica assorbe quasi l'80% dei costi sanitari. Allora c'è un rapporto Osserva Salute del 2021 che è curato dalla Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, che ha raccolto le informazioni derivanti da tutti i medici di medicina generale aderenti alla Società Italiana di Medicina Generale, e ha rilevato che il 25% degli assistiti dei medici di medicina generale presenta almeno 2 patologie croniche, che intendiamo l'ipertensione, le malattie cardiache di vario tipo, ischemiche, scompensi, il Parkinson, le cioè una serie di 2 patologie. Il 25%, di questo 25%, il 70% addirittura utilizza 5 o più farmaci, quindi questo è anche un problema poi degli eventi avversi che possono capitare. Allora, sulle malattie croniche, giustamente tu hai detto, possiamo avere una parte che riguarda come cause i fattori comportamentali, cioè tu hai citato l'inattività fisica, l'alimentazione non corretta, il fumo di sigaretta, l'eccesso di alcol, eccetera. E c'è una parte invece di quelli che chiamano fattori intermedi di rischio, che sono quelli che, se corretti, potrebbero evitare l'evolversi verso la patologia, e mi riferisco alla iperglicemia, ipercolesterolemia, l'ipertensione, che da alcune rilevazioni risulta che molti non sanno poi di essere in queste situazioni. Allora, volevo mostrare, riguardando la malattie cardiovascolari, che sono, diciamo, assieme ai tumori, le principali cause di morte, c'è questo programma 25 by 25, insomma, l'OMS dice nel 2025 dovremo ridurre del 25% la mortalità per le malattie cardiovascolari, per alcune malattie croniche, il diabete, le malattie respiratorie. Ovviamente tra le indicazioni che dà, vedete, dice diminuire il 10% il consumo eccessivo di alcol, ridurre del 10% l'inattività fisica, ridurre del 30% l'introduzione di sodio, ridurre del 30% il consumo di tabacco, poi mette anche ridurre il 25% gli ipertesi, insomma, e non avere aumenti del diabete. Allora, qui dentro ci stanno sia i fattori, come dicevamo, comportamentali, cioè muoversi di più, mangiare meglio, non eccedere nell'alcol, non fumare, eccetera. Ma c'è una parte anche che riguarda appunto questi fattori cosiddetti intermedi, pressione alta, l'iperglicemia, di cui magari uno non è a conoscenza. Allora, la mia domanda era questa: siccome mi rifaccio a quello che era presente anche all'incontro, il primo incontro col dottor Moretti, che ha parlato dell'assistenza territoriale, quindi ha parlato del PNRR, della missione 6, che è quello che riguarda la salute, e della componente 1 di questa missione, che riguarda l'assistenza territoriale, e ha parlato delle case della salute che stanno per essere, insomma, case della comunità, no? Che si stanno per realizzare. Allora, la mia domanda è: in queste case della comunità è il luogo per poter anche attivare questa medicina proattiva che viene così definita? Io la leggo perché è un DM, quindi non si può sbagliare. La sanità d'iniziativa è un modello assistenziale di gestione delle malattie croniche fondate su un'assistenza proattiva dell'individuo dalle fasi di prevenzione ed educazione alla salute fino alle fasi precoci e conclamate della condizione morbosa. Ma io credo che qui entriamo nel discorso, con l'invecchiamento noi sviluppiamo delle patologie. Qui cambia anche la definizione di salute, perché noi tendenzialmente, storicamente, abbiamo sempre immaginato che salute e malattia sono gli estremi di uno stesso segmento.
In realtà oggi sappiamo che questo non è sempre vero. Noi potremmo trovare una buona salute o un buon equilibrio pur essendo portatori di una patologia. Perché? Perché abbiamo tutta una serie di strumenti tecnologici, farmacologici o anche protesici, insomma, che ci possono aiutare a vivere assieme a una patologia. Proviamo a pensare al diabete. Il diabete oggi è una patologia che riusciamo in qualche modo a gestire. Chi soffre di diabete può in qualche modo vivere una vita normale, sostanzialmente, se segue in qualche modo un regime di vita anche terapeutico adeguato. Ecco, questo è un elemento estremamente importante. Sappiamo però che la cosa migliore è evitare, questi sono dei fattori di rischio, c'è la pressione alta, l'iperglicemia e altre cose che hanno a che fare con dieta, attività fisica, anche con aspetti genetici, anche se in minima parte, che ci aiutano a comprendere il fenomeno, e sappiamo che in qualche modo possiamo intervenire preventivamente, possiamo anche intervenire una volta che si manifesti il disturbo per poterlo gestire più a lungo possibile, mantenendo una buona qualità della vita. Sappiamo però anche che con l'invecchiamento le patologie aumentano, ne abbiamo molte, arriviamo a 3, 4, 5, la cosiddetta polipatologia, e sappiamo anche che con l'andare avanti degli anni sostanzialmente il rischio che, avendo molte patologie, possiamo avere anche quella che viene chiamata polifarmacoterapia, che tu citavi precedentemente, e ogni farmaco sappiamo che comunque ha degli effetti collaterali, no? Tutti i farmaci hanno, è sempre un rapporto tra benefici, no? e rischi che ci possono essere, in cui il rapporto in questo caso è favorevole rispetto ai benefici che si generano. Ecco, allora affrontare questo elemento diventa estremamente importante perché dobbiamo imparare a trovare il migliore equilibrio possibile con questo, aiutati dalla tecnologia, aiutati dalla farmacologia, piuttosto che dalla diagnostica, piuttosto che dalle varie terapie. Anche oggi abbiamo delle terapie con le app sostanzialmente che ci aiutano in qualche modo ad affrontare questo tipo di problemi. Il punto è trovare appunto il migliore equilibrio possibile, e oggi infatti la definizione e l'obiettivo di salute è proprio quello di trovare il migliore equilibrio, cioè riuscire a trovare una qualità della vita soddisfacente, che ci soddisfi, pur in presenza di questi fattori, quindi che ci rendano e che ci riducano la possibilità o la probabilità di aumentare le disabilità, cioè di essere progressivamente non autosufficienti. E come affrontare questo? Beh, lo si può affrontare in vari modi. Il primo elemento sicuramente è quello di avere uno stile di vita che comunque riduca questi rischi. Oggi abbiamo evidenze che a qualsiasi età noi introduciamo o miglioriamo lo stile di vita, comunque porta dei benefici. Certo, se iniziato da subito porta dei benefici molto più consistenti, ma anche iniziando tardivamente, dopo i 65 anni, comunque ci sono dei benefici. Per cui non è mai troppo tardi per iniziare, ecco, voglio dire, ecco, c'è sempre un beneficio che va fatto. Il secondo punto essenziale è quello di affrontare questo tipo di problematiche in un sistema, ancora una volta, relazionale importante. Provate a pensare semplicemente a una persona anziana che debba prendere, che abbia prescritti più di 10 farmaci, principi attivi. Per darvi l'idea, nella nostra regione parliamo di persone che arrivano anche a 14, anche a 20 principi attivi prescritti, e provate a pensare che ogni principio attivo può avere dalle 2 alle 3 somministrazioni al giorno, quindi vuol dire prendere 30-40 pastiglie al giorno. Credo che anche la persona più lucida faccia fatica a ricordarsi tutte le pastiglie che deve prendere al momento giusto, al posto giusto, no? Quindi da questo punto di vista diventa particolarmente critico affrontare questo tipo di problema, e vuol dire essere anche molto supportati dal punto di vista tecnologico per poterlo fare, oltre che iniziare delle operazioni di riduzione di questo, quello che noi chiamiamo del prescribing, cioè la riduzione del numero di farmaci prescritti. Ovviamente trovare un equilibrio vuol dire anche stare un po', cioè trovare l'esempio classico, se volete, quello delle benzodiazepine, per capirci Tavo, Ren, tutte queste sostanze, che sappiamo essere utili in alcune situazioni per brevissimi archi di tempo, prese molto a lungo non fanno nessun effetto ma fanno danni. Allora in realtà la raccomandazione, lo troverete anche un po' nella linea di gestione del nostro servizio sanitario regionale, è quello di ridurre l'utilizzo di queste sostanze, perché in realtà non portano un reale beneficio. Quindi dobbiamo riprendere in qualche modo la capacità di trovare il migliore equilibrio possibile con l'aiuto dei farmaci quando necessario, come in alcune situazioni, e ovviamente usandoli soltanto per il periodo strettamente necessario e non facendoli diventare cronici, perché a quel punto cessano il loro beneficio e il rischio diventa superiore al beneficio di assumerli veri e propri. E questo è un tema generale. Ovviamente il numero di persone che aumentano, che invecchiano fortunatamente, il numero di patologie di cui sono portatrici comportano anche un aumento della spesa
e delle risorse che dobbiamo investire per affrontare questo tipo di problematica. E questo ovviamente è molto legato anche al fatto di quanto noi riusciamo a controllare. Allora fare dei controlli periodici, per esempio il controllo del diabete, sappiamo che facendo alcune cose molto semplici, anche poco costose, su base annuale, riduce la probabilità, aumenta la capacità di controllo e riduce la probabilità di progressione della malattia. Allora questo vuol dire tanto, vuol dire qualità della vita soprattutto, vuol dire ridurre le conseguenze dell'aggravamento della patologia, vuol dire anche ridurre l'onere, insomma, che poi questa patologia richiede per essere affrontata, quindi rendere più sostenibile il sistema. La stessa cosa, poterlo fare in maniera autonoma dalla propria abitazione, con i propri cari, con le proprie reti amicali o di vicinato, oltre a migliorare la qualità della vita, riduce anche il carico necessario invece per affrontare o per garantire la stessa assistenza in persone che vengono istituzionalizzate, cioè messe in una struttura residenziale con tutto il supporto gestionale. Ecco, questi sono elementi che oggi noi questi strumenti li abbiamo, li possiamo misurare, li possiamo monitorizzare, possiamo avere delle reti di monitoraggio, soprattutto sulle patologie croniche abbastanza importanti e capillari. Il PNRR crea anche i presupposti, creando questa rete, sia con le case della comunità, con le farmacie di servizi, con tutta una serie di altre attività che sono disponibili, che rendono sempre più vicino al cittadino la possibilità di fruire di questi strumenti e quindi poter essere protagonista nel gestire la propria salute e quindi nel vivere più a lungo, vivere meglio e ridurre quindi inevitabilmente anche l'impatto in termini di risorse che devono essere investite su questa tematica. Ecco, questo credo sia un po' la grande sfida, ma ci riporta da una parte alle conoscenze e alla tecnologia che sempre più ci fornisce strumenti utili, ma non dimentichiamo che comunque la tecnologia ci dà una parte della risposta. La nostra salute passa anche per le relazioni, anche per la capacità di essere inseriti in reti relazionali, nel poter affrontare anche i momenti più difficili, anche di monitoraggio dentro un sistema. Abbiamo fatto anche degli esperimenti, questo ancora prima del Covid, in alcuni paesini di montagna, in particolare uno di questi è stato l'Auco, dove facendo la mappatura sostanzialmente delle reti relazionali delle persone si potevano immaginare un esempio molto concreto: c'è un'anziana sola che vive in questo paesino, c'è la vicina che magari passa la mattina, suona il campanello e dice buongiorno, semplicemente il fatto di monitorare il fatto che ci sia è un dato positivo. Oppure c'è un altro che va a trovarla e semplicemente osservando alcuni segni, se ha le labbra troppo secche o se la cute ha dei segnali, capisce se si sta scompensando, nel senso che magari è disidratata. Non deve fare interventi sanitari, ovviamente non è questo il suo compito, ma può allertare l'infermiere di comunità previsto nel nostro sistema sanitario, che poi ha le competenze insieme al medico di medicina generale per dare una risposta. Questo passa però attraverso reti, passa attraverso il fatto di vivere delle relazioni tra persone che si aiutano mutuamente. E guardate che il beneficio non è soltanto nella persona che viene monitorizzata in questo caso, il beneficio sta anche in chi, magari anche lui avanti negli anni, esce la mattina perché sa che deve suonare il campanello. Il fatto che ha un impegno, che deve uscire, che deve fare dell'attività fisica, anche camminando, per andare a trovare l'amica, a sentirla, quello comunque è salute. Quello genera un abbassamento dell'ipertensione, diminuisce l'insonnia, aumenta il metabolismo, favorisce ovviamente la calcificazione, no? Riduce l'osteoporosi, aumenta la capacità relazionale, aumenta l'ottimismo, quindi crea tutte quelle condizioni per poter vivere una dimensione con la fragilità dell'età, ma di buona compensazione. Ecco, questa è un po' la sfida che dobbiamo affrontare, sapendo che, ripeto, ancora una volta, la tecnologia ci dà e la ricerca ci danno moltissimi strumenti, che inimmaginabili. Vi ho fatto l'esempio del cancro, ma i farmaci anche su moltissime patologie sono importanti, come ci sono molte patologie in cui conosciamo ancora poco. Penso a tutte le degenerazioni neurologiche, dove la ricerca è importantissima ma non è ancora arrivata a passaggi decisivi. Ci arriverà nel tempo, però attualmente non lo è. Sappiamo però anche per le malattie neurologiche che determinati stili di vita, determinati comportamenti modificano significativamente il decorso di queste malattie. Beh. Il terzo aspetto per cui volevo magari coinvolgerti era sul discorso della sostenibilità di questo sistema, perché dai dati che vedo dal rapporto GIMBE del 2023 risulta che il 5% delle famiglie
in un certo periodo dell'anno hanno difficoltà a disporre di soldi per la cura delle malattie e addirittura un 7% delle persone rinuncia alle prestazioni sanitarie. Poi c'è questo fenomeno inverso dove si dice e si parla della spesa questa out of pocket, cioè quella che tu paghi di tasca propria, dove viene stimata una media, no, nazionale di oltre $1.000 all'anno, no, per persona, che siamo un po' più in alto rispetto alla media dell'Ocse. Allora, io così vorrei segnalarti alcuni aspetti, poi magari se li puoi affrontare tu altri oppure approfondire questi, perché uno degli aspetti della solidarietà è anche il fatto che noi abbiamo un definanziamento, cioè dipende come lo guardi, no? Perché di anno in anno io ho i dati adesso del bilancio di questa, cioè, si sanno in termini di euro, ci sono degli aumenti, cioè nel 2024 4 miliardi, nel 2025 4,2 miliardi e così nel 2026. Quindi sono in crescita, ma il rapporto tra la spesa sanitaria e il PIL invece è in discesa, no? Si parla dal 6,4 del 2024 al 6,2 del 2025-2026 e addirittura al 6,2 sì, nel 27. Allora, gli economisti dicono che questo è l'indicatore principale, cioè la spesa sanitaria rispetto al PIL, perché tiene conto della inflazione. Quindi questo è un primo aspetto, se ritieni così di commentare, che era sul definanziamento del servizio sanitario. Poi ci sono ovviamente altre cause di questa sfida, per esempio gli sprechi. Allora io vi leggo la definizione che questo, che adesso devo pronunciarlo bene, che Tai Chi Ono, che sarebbe il padre del sistema di produzione della Toyota, dice: gli sprechi sono generati da attività che consumano risorse senza generare valore. Quindi andando vedendo gli esiti di questo investimento. Allora, anche in sanità, no, tutti questi processi clinici, organizzativi, amministrativi che non producono salute sono degli sprechi, anche se di fatto possono essere giustificati da anche motivazioni nobili, no? Per esempio l'occupazione, la qualità percepita, il consenso sociale, tutte queste cose. L'altro aspetto è, per esempio, c'è a me risulta, anche un sovrautilizzo di prestazioni sanitarie che sono anche inefficaci. Allora, da una parte uno dice questo è l'effetto della cosiddetta medicina difensiva, cioè i medici prescrivono un po' di tutto per essere tutelati rispetto ad azioni risarcitorie, no? Però poi dall'altra parte c'è anche il finanziamento forse del servizio sanitario che tante volte viene fatto sulle prestazioni, per cui più prestazioni fai e più ti finanzio. Il terzo aspetto, che invece riguarda un po' tutti noi, è questa medicalizzazione della sanità, della società, cioè c'è sempre questa aspettativa dei cittadini di avere come una sorta di medicina mitica, di una sanità infallibile, per cui c'è questa ricerca di fare sempre un po' più prestazioni, anche se non qualificate. L'altro aspetto è, che forse tu citavi prima, cioè siamo sicuri che tutti i risultati che vengono dalla ricerca poi vengano tradotti nella parte clinica? E l'ultimo aspetto secondo me riguarda il fatto anche amministrativo, questo che riguarda gli acquisti. Tante volte, risultava anche a me in passato, insomma, che tante volte gli acquisti vengono fatti con costi che intanto non sono standardizzati perché sono molto diversi tra regione e regione, ma tante volte il valore addirittura è oltre quello del mercato. Allora volevo, di fronte a tutte queste cose, tu cosa pensi di questa sostenibilità ancora del servizio sanitario nostro, nazionale? Beh, mi hai fatto una domanda veramente molto che riguarda un po' tutto lo scibile.
E io ho anche dei limiti, nel senso che io non sono un economista, No, sono un certo. medico di sanità pubblica, quindi posso rispondere in maniera, spero, appropriata su alcune tematiche, su altre magari bisognerebbe avere anche altre figure più competenti delle mie. Io credo però che il tema della sostenibilità del nostro Servizio Sanità Nazionale è un tema molto attuale. Io credo che c'è prima di tutto una sostenibilità di valori, nel senso che il nostro Servizio Sanità Nazionale ha trovato la sua formalizzazione normativa nel 1978, dicembre 1978. Ed è basato, è tuttora basato su alcuni principi generali come l'universalismo, come no, l'equità, come l'uguaglianza, con tutta una serie di principi. I sistemi sanitari però non sono mondi che viaggiano, no, staccati dalla realtà, e lo vediamo, la stessa cosa sta avvenendo anche in altri paesi nel mondo, sono strettamente legati ai valori prevalenti nella comunità. Quindi se noi riteniamo che questi siano dei valori che devono sostenere in qualche modo il nostro Servizio Sanità Nazionale, io lo credo, però è altrettanto vero che perché possano essere sostenuti devono ovviamente essere incarnati nella vita sociale. Ecco, questo è un passaggio. Se questo rimangono valori declarati in una norma, ma non vissuti nelle nostre comunità, il sistema non terrà, troverà vari modi, ma prima o poi il sistema evolve in maniera diversa. E abbiamo avuto anche esempi. L'esempio che abbiamo più evidente è quello del sistema sanitario inglese, a cui noi ci siamo ispirati, che ha avuto delle evoluzioni particolari. Questo è un primo elemento quindi di sostenibilità. Il secondo ha a che fare con, io la chiamo appropriatezza, poi possiamo entrare anche nel concetto di spreco se vogliamo. Appropriatezza vuol dire che in una logica in cui io metto delle risorse che ricavo, no, dalla fiscalità generale della comunità per la salute della comunità e che queste risorse le utilizzo in funzione del fabbisogno di salute, è chiaro che il fabbisogno, con i dati che abbiamo visto prima, è in crescita e non sarà contenuto perché i boomers che invecchiamo ovviamente ci portiamo dietro anche il nostro carico di patologie, tra virgolette, o sempre più dal punto di vista, con una base di nuovi nati sempre più ridotta. Ma l'altro tema importante è a questo punto è che però le risorse che io utilizzo devo utilizzarle al meglio, non posso permettere, cioè dovrei evitare il più possibile di fare prestazioni che non mi danno un vantaggio. Hai usato certamente la parola valore, oggi la parola valore caratterizza un po' tutti i sistemi sanitari, in particolare anche l'Unione Europea ha fatto degli studi interessanti su questo, e il valore fondamentalmente è se io investo €1, quanta salute genero, sostanzialmente. No? Questo è dal punto di vista generale la parte importante. Allora, salute che vuol dire benessere, vuol dire no, allungamento della vita, vuol dire qualità della vita, capacità di trovare il giusto equilibrio, prevenire le malattie e così via. Questo è un elemento importante. Ecco, sapere che è questo appropriato vuol dire che, per esempio, uso il farmaco se è strettamente necessario. Per esempio gli antibiotici, se volete, è abbastanza attuale, no? Prendere gli antibiotici male è meglio non prenderli perché oltre a non avere il beneficio dell'antibiotico ho anche diciamo, l'effetto collaterale di scatenare delle resistenze che magari a me non fanno niente, ma al mio vicino che è più fragile scatena un'infezione che poi difficilmente riesco a curare perché l'antibiotico a quel punto è inefficace. Questo è un esempio. L'altro tema che vi ho fatto prima è quello delle benzodiazepine. Le benzodiazepine sono farmaci da usare veramente col bilancino, no? Proprio col minimo necessario sotto indicazione medica. Noi è uno dei farmaci più diffusi nel nostro paese, anche nei giovani purtroppo, e questo in realtà è un tema importante, è una cosa inappropriata, peraltro spesso out of pocket, quindi con dei costi fuori dal Servizio Sanitario Nazionale che io singolo persona metto a disposizione, in realtà non creando necessariamente un beneficio, anzi creando i presupposti o per una dipendenza o per altre situazioni di complessificazione dal punto di vista della salute. Appropriatezza vuol dire anche fare gli interventi giusti al momento giusto, non fare esami inutili, non fare altre cose. Tutto questo ha a che fare anche con un tema, giustamente tu citavi, di fiducia, no? Nel Servizio Sanitario Nazionale. In fondo tutto il concetto di violenza e altre cose è una forma quasi di rivendicativa, dice di fronte a un problema di un certo tipo io voglio avere una risposta di tipo sanitario. Qualche volta la risposta è sanitaria ed è giusto che sia data nei tempi e nei modi adeguati, qualche volta la risposta non è sanitaria, no? Può essere qualche volta legata, deve essere risolta in maniera diversa o comunque integrata insieme al sistema sociale, non soltanto sanitario.
L'altra cosa è che quello delle prestazioni che tu citavi, io uso di solito questo tipo di frase, se volete, un po' molto, molto sintetica, come tutte le frasi molto sintetiche ovviamente soffrono di semplificazioni, ma in realtà noi otteniamo quello per cui paghiamo. In termini di salute, se io pago prestazioni, ottengo prestazioni. Non necessariamente ottenere più prestazioni vuol dire avere più salute. Okay. Vi faccio un esempio, torniamo ancora a quello del diabete, se volete. Noi sappiamo che per monitorare la persona diabetica servono 4 o 5 esami l'anno, che sono alcuni esami del sangue, come il profilo lipidico, come le funzionalità renali, come la glicemia, sostanzialmente emoglobina glicata, come un'analisi del fondo della retina, sono 4 o 5, peraltro molto, molto standardizzate e anche molto, diciamo, definite con l'accordo Stato-Regioni, quindi formalmente. Sono 5 esami che diciamo faranno qualche decina di euro tutti insieme, quindi non sballano il bilancio di nessuno. Se andiamo a vedere però quanti pazienti in Italia lo fanno, scopriamo che la media italiana è intorno al 30%, il che vuol dire che 7 pazienti su 10 non lo fanno, con alcune regioni dove c'è il 9%, quindi vuol dire 9 su 10 non lo fanno, alcune regioni più virtuose arrivano al 40-50%, noi facciamo parte di questa parte qui, ma comunque vuol dire che 1 su 2 non lo fa. Ora, dopo magari uno fa 5 prestazioni di fondo della retina, ma non è che migliorano la sua qualità della vita. Quindi l'idea è troviamo dei meccanismi, o dovremmo sempre più evolvere verso meccanismi dove, io lo chiamo pacchetto, ma possiamo immaginarlo come un insieme di prestazioni, quindi un percorso, no, chiamiamo, della prestazione, rappresenta in qualche modo l'esito desiderato. E che quello rappresenta quello che oggi, in base ai dati scientifici di cui disponiamo, effettivamente aiuta a migliorare la strada. Doppioni, triploni, così come la carenza non ci aiuta, anzi ci crea delle disarmonie e anche delle diseconomie, perché o spendo troppo o all'inizio spendo poco ma poi spendo molto di più perché il paziente si è aggravato. Quindi sostanzialmente trovare questi equilibri oggi si può perché abbiamo anche molti dati, questo è l'altro passaggio importante. Molti di questi dati sono disponibili a tutti i cittadini perché sono nei siti pubblici di Agenas, dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, di vari enti che misurano e che rendono pubblici questi dati. Bene, questi dati, se noi andiamo a guardarli, in realtà potremmo renderci conto di questa situazione e anche poter avere un nostro protagonismo, no? Nel promuovere questo tipo di attività. E quindi da questo punto di vista certamente il sovrautilizzo come il sottoutilizzo sono degli elementi che dobbiamo evitare. Per darvi un'idea, l'OCSE stima fondamentalmente che questo, diciamo, loro lo chiamano waste, spreco in italiano è una parola anche un po' pesante, tra virgolette, ma complessivamente, in qualche modo, le risorse che potrebbero essere meglio utilizzate, mettiamo così, vengono stimate dall'OCSE tra il 20 e il 30%. Diciamo che possono essere anche un po' sovradimensionate, ma provate a pensare anche soltanto un 10%, considerate i miliardi che noi investiamo ogni anno, no, sulla sanità, e provate a immaginare un 10%, è praticamente mezza finanziaria del nostro paese, quindi è una quantità molto rilevante che ha a che fare con come utilizziamo noi le risorse, no? E questo riguarda poi anche tutto l'out of pocket, perché ripeto, non necessariamente avere più prestazioni mi genera più salute, qualche volta può generarmi anche più ansia, vi faccio adesso qualche esempio se volete molto concreto, ma non necessariamente mi genera salute. Un esempio concreto di rischi che incorriamo oggi di consumismo sanitario, quale provate a pensare a tutti i sistemi di monitoraggio, anche gli orologini, piuttosto che i sensori che ci danno il battito cardiaco istantaneo, che ci danno la temperatura, che ci danno tutta una serie di dati. E sempre più abbiamo oggi una quantità di tecnologie che ci dà dati tempo reale su tutto. E la frequenza cardiaca nell'ambito della giornata cambia, non per questo siamo patologici. E evidentemente se io mi fisso sul singolo dato rischio di andare in un'ansia pazzesca, di chiamare immediatamente sempre. In realtà questo non è il problema, dovremmo avere sempre più sistemi che ci allertano quando c'è un fattore di rischio reale, non semplicemente perché c'è uno spostamento del dato. Ecco. Questo è un rischio che noi oggi abbiamo e che ovviamente ci genera anche una cattiva qualità della vita, perché ci preoccupa, non è sostenuto da evidenze, chiediamo un supporto sanitario, intasiamo il sistema, andiamo in ansia noi e non generiamo salute tutto nell'insieme. Quindi migliorare questo tipo di approccio sicuramente è una delle sfide che noi oggi abbiamo per rendere anche sostenibile il Paese, sostenibile in qualche modo il nostro servizio sanitario nazionale. L'altro tema è chiaro che noi dobbiamo, con queste quote di persone anziane che abbiamo, che cresceranno nel sistema,
e con la denatalità il tema è molto importante. Un tema porterà ovviamente a una riorganizzazione dei sistemi sociali con i pensionamenti che supereranno i 70 anni, 70, ci sono già le proiezioni INPS che parlano di 70-74 anni, perché in realtà il sistema poi, man mano che questo aumenta, e dall'altra parte però la grande scommessa di sostenibilità è proprio fare in modo che soprattutto le giovani generazioni riducano i fattori di rischio. Il primo, lo ribadisco, è l'obesità e il sovrappeso, quello è un fattore di rischio tremendamente pesante, che possiamo contrastare, che abbiamo le evidenze che si può fare per come ci organizziamo, e che è il migliore investimento per rendere sostenibile il sistema. Non solo dal punto di vista del bilancio, che ovviamente noi vediamo questa domanda riguarda quello, ma la qualità della vita delle persone, questo credo sia il punto essenziale. Ultimo passaggio, proprio per questo, è poi la sanità ti risolve alcuni problemi, ma la motivazione per cui ti svegli la mattina, ti metti non so, vai a trovare gli amici, vai a giocare a carte, vai a lavorare, vai a fare sport, in realtà non c'è la pastiglia che te lo risolve, quello ha a che fare proprio con la nostra capacità di creare contesti sociali, e qui ritorno da dove sono partito, dove la nostra qualità della vita è determinata dal contesto in cui viviamo e dalle nostre scelte. Questo è un passaggio importante. La sanità ci può aiutare? Sì. Ci può dare degli strumenti? Sì. Ci aiuta a vivere più a lungo? Sì. Ci aiuta anche a risolvere patologie che normalmente non risolvevamo? Questo assolutamente sì. Però non può risolvere tutto se non è dentro un contesto organizzato in certo modo. No? Questo è il tema. Non sarà nessun sistema sostenibile o potrà essere sostenibile in contesti che non abbiano queste caratteristiche anche sociali. Non a caso, e qui voglio ricordarlo, San Daniele è stata antesignana, a partire già dagli anni '80, era fondamentalmente, giusto per ricordarcelo, che qualche volta in Friuli ci dimentichiamo anche della nostra storia, l'833, la declinazione dell'integrazione sociosanitaria, nasce da un'esperienza fatta nella comunità collinare di San Daniele, voglio dire, quindi va a merito di chi a quel tempo governava queste terre, perché in quel momento è stata fatta, l'833 si è ispirata sostanzialmente, o è stata fonte di ispirazione per questo tipo di modello, così come l'implementazione dei distretti sociosanitari nasce anche dalla forte esperienza di San Daniele, che veniva osservato dal Ministero credo fosse della sanità del tempo, non era ancora della salute, come modello a cui ispirarsi per poi legiferare sull'argomento. Quindi, per dire ancora, siamo stati in questa regione e anche in questa terra, su questo tema degli antesignani, credo che questa possa essere un'epoca dove possiamo continuarlo ad essere, proprio sperimentando il fatto che come regione più vecchia d'Italia e sicuramente più vecchia d'Europa, stiamo vivendo esperienze che il resto del nostro continente vivrà tra 5-10 anni. Vivere queste esperienze non può essere soltanto, vuol dire, piangersi addosso, deve essere anche un modo per progettare, per fare, per costruire, per aprire delle strade che poi rappresenteranno delle esperienze, degli strumenti utili anche al resto dell'Europa. In questa regione lo siamo stati, San Daniele lo è stato in questo settore, e credo che possa essere in qualche modo anche ricordare questo possa aiutarci a essere protagonisti del presente e del futuro.